Ormai i lupi sono dappertutto, non si è mai sicuri, non si può mai dormire veramente tranquilli. Qui all'interno noi abbiamo queste 3 molecole di feromoni che abbiamo sintetizzato in laboratorio che dovrebbero far star lontano il lupo dalle greggi. Un animale col collare ha 2 volte in meno la probabilità di essere predato rispetto a un suo compagno che non ha collare. Alla 1 di notte ho sentito le capre che correvano avanti e indietro e ho capito subito che c'era stato un attacco. Ho messo le capre nel recinto e ho detto ecco, cavolo, lo sapevo, questi collari non funzionano. E dopo invece ci ho pensato su un po' più a mente fredda. Il lupo si è avvicinato, ha sentito l'odore, è scappato e probabilmente ha capito che qua è pericoloso arrivare. In tutta la stagione il lupo noi non l'abbiamo più visto. Un collare antilupo ideato e sviluppato in Ticino dà risultati incoraggianti, ma da domani scatta il piano di abbattimento per eliminare decine di animali. Il mio primo giorno di scuola reclute è stato strano. Mi guardavo in giro che se c'erano altre ragazze forse un po' per supporto. Poi alla fine sono rimasta contenta di essere stata l'unica. Mi sono fatta rispettare dagli altri ragazzi. Eravamo una sezione di 50 persone e ci volevamo bene con tutti. Scordatevi di farvi le unghie, scordatevi di truccarvi la mattina, scordatevi di farvi la piastra e la doccia più in fretta possibile. Le marce le ho fatte tutte, 5, 10, 15, 25 km con i miei compagni, tenendo il mio materiale. Come tutti gli esercizi dove dovevo usare molto il fisico, cercavo di non essere la prima che mollasse. Ero intenzionata a lavorare con loro e come loro. Da 20 anni ormai le donne servono nell'esercito accanto agli uomini. Numericamente la loro presenza è ancora modesta, ma le paure suscitate dall'aggressione russa in Ucraina potrebbero far cambiare le cose. Buonasera e benvenuti a Falò. Da domani in Svizzera la gestione del lupo cambia radicalmente. Ebbene sì, perché scatta il piano di abbattimento voluto da Berna, criticato da una parte degli ecologisti, che prevede l'eliminazione completa di 12 branchi, quindi decine di esemplari, tra i quali anche singoli individui che non hanno mai causato un problema. Ma proprio mentre scatta questa campagna si profila all'orizzonte una misura di protezione interessante, un sistema ideato, sviluppato in Ticino che sta dando risultati davvero incoraggianti. Allora ne parleremo con un ospite, ma iniziamo con il servizio di Massimo Cappon. Ormai i lupi sono dappertutto, non c'è un posto, penso, in Canton Ticino dove non possono esserci o dove non girano. Sono già passati anche di qua. Ci sono state delle predazioni anche a Maggia, a Gordevio. Io per fortuna non sono ancora stato toccato, però, come detto, è fortuna. Un giorno magari passa da me, un giorno passa da un altro e non si è mai sicuri, non si può mai dormire veramente tranquilli. Conoscevo il Federico, quando mi ha parlato di sti feromoni ho pensato che potesse essere una buona soluzione per i miei animali, soprattutto perché almeno non possono anche girare un po' più liberi, recinti più grandi o magari quando sono al vago pascolo che hanno una protezione. Una delle tante misure che potrebbe aiutare a proteggerli. Così tiene a posto. Ma dopo quanto tempo tengono sti feromoni? Questi sono 3 mesi. 3 mesi? 3 mesi, sì. Ma ce n'è anche che durano di più? No, per adesso abbiamo 3 mesi. Adesso stiamo facendo dei test per vedere se possiamo cambiare il substrato per farlo durare fino a 6 mesi. L'obiettivo sarebbe 6 mesi, perché almeno tu lo metti sulle tue pecore in maggio e fino a ottobre vai e non devi più cambiare. Effetto della stagione. Ciao, 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 ciao. Ven, ven, ciao, ciao, ciao. Ven.
Vieni, ciao, ciao. Ciao, vieni, ciao. La pecora e il lupo. L'animale addomesticato e al servizio dell'uomo contro il simbolo stesso della natura libera e selvaggia. Lo storico nemico dei pastori, perseguitato e sterminato fino al secolo scorso, ha fatto la sua audace ricomparsa sulle Alpi e anche in Ticino da meno di 20 anni, dopo essere stato a lungo nella lista rossa dell'estinzione. Salutato come un successo dagli ambientalisti, il ritorno del lupo rappresenta certamente un ulteriore problema per l'economia tradizionale degli alpeggi, già scesa negli anni a livelli minimi di sopravvivenza. Con l'aumento dei lupi aumentano le predazioni estive in montagna, si è costretti a pagare pastori professionali, cambiare la gestione notturna di capre e pecore, utilizzare recinti e cani da protezione, avviare politiche locali di risarcimento. È una nuova sfida per chi crede che sia comunque possibile la coesistenza pacifica tra l'uomo e l'ambiente naturale. La soluzione certamente non è facile, ma un aiuto insperato potrebbe venire oggi dalla scienza e dalla tecnologia. E la novità parte proprio dal Ticino. Questa è la scatola che abbiamo ideato per inserire il nostro sacchettino che contiene le molecole di feromoni. Quindi qui all'interno noi abbiamo queste 3 molecole di feromoni che abbiamo sintetizzato in laboratorio che dovrebbero far star lontano il lupo dalle greggi. Queste 3 molecole vengono definite come molecole di distanziamento. Quindi sono delle molecole che i lupi lasciano con i loro escrementi, con la loro urina sul territorio e segnalano esattamente una barriera virtuale che i lupi sanno che non devono oltrepassare. L'inganno sta nel mettere questi feromoni su una pecora che il lupo normalmente preda o potrebbe predare, o su una capra o su un vitello. Quindi il problema principale sta nel capire il lupo come reagisce quando sente queste molecole attaccate a una sua possibile preda. Le trappole a base di feromoni sessuali, capaci di attrarre insetti infestanti indesiderati, sono oggi ben collaudate nelle campagne. Si è scoperto però che i feromoni sono sostanze biochimiche complesse, capaci di trasmettere molte altre informazioni e segnali precisi tra animali della stessa specie. L'idea dei collari capaci di bloccare l'istinto aggressivo dei lupi sulle greggi è decisamente rivoluzionaria, anche se ancora in fase sperimentale. In Federico Tettamanti, professione biologo, è nata 2 anni fa dall'urgenza di trovare una risposta alle preoccupazioni dei proprietari degli alpeggi della Valle Maggia, dove vive e lavora. L'estate appena trascorsa ha visto la prima sperimentazione in grande stile, con un coraggioso progetto largamente autofinanziato. La cosa interessante è che quando siamo stati contattati dal primo allevatore della Valle Rovana, lui mi ha detto: io voglio provarli perché sennò abbandono, è l'unica possibilità che ho per andare avanti col mio alpeggio. E questo già mi ha dato un senso di responsabilità notevole che non volevo, però comunque mi ha fatto piacere e con lui abbiamo cominciato questa esperienza e da lì l'esperimento si è espanso fino ad arrivare in Canton Vaud e a Belluno in Italia e abbiamo in totale 26 aziende, collarato 702 animali su un totale di 1532 animali nei greggi. E adesso, proprio adesso, fine settembre, inizio ottobre, gli alpeggi sono terminati, hanno scaricato le capre o le mucche o le pecore e abbiamo tirato i primi risultati che sono comunque incoraggianti. Abbiamo avuto delle predazioni su animali col collare, ma quello che è interessante è che vediamo che un animale col collare ha 2 volte in meno la probabilità di essere predato rispetto a un suo compagno che non ha il collare. Sotto l'aspetto economico, il progetto nasce in società tra l'azienda farmaceutica di Davide Stedler a Losanna, che ha sintetizzato e brevettato i feromoni di lupo, e lo studio alpino di Tettamanti. Agli allevatori vengono richiesti 25 franchi per un singolo collare, circa la metà del loro costo effettivo. Io e Davide ci conosciamo da quando abbiamo cominciato l'università, abbiamo studiato insieme biologia e malgrado io abbia preso una direzione su comportamento animale, sui grossi mammiferi, Davide ha scelto un settore più farmaceutico, quindi sulla chimica,
E l'amicizia è restata perché abbiamo anche lavorato insieme nella sua ditta per alcuni anni e abbiamo un buon rapporto e ci intendiamo molto bene. Un'estate io ero in cascina in montagna pensando agli alpeggi che vengono abbandonati, chiamo il Davide e dico: senti, ma non possiamo fare qualcosa con i feromoni per proteggere i greggi? E lui naturalmente, sapevo già che mi rispondeva: sì, certo, lo facciamo, e da lì è nato il nostro progetto. Ciao Davide. Bene te? Bene, grazie. Senti, ho ricevuto una comanda di 20 collari da un contadino che vuole tenere fuori le capre fino a novembre. Perfetto. E io qua le scatolette le abbiamo, però mi mancano i feromoni. Perfetto, bene, abbiamo tutto, la resina, i prodotti, quindi adesso scrivo il laboratorio e cominciamo a prepararli, qualche giorno te li spedisco. C'è un agricoltore che è interessato a circa 200-300, quanto riesci a... una giornata ti basta per produrne così? È un po' al limite, noi oggi riusciamo a farne 100 al giorno di routine, siamo riusciti una volta a farne 400 in un colpo solo, però ecco, non bisogna avere imprevisti. Quindi Sì. per quel numero lì io direi che 3 giorni di lavoro riusciamo a farli. Ok. L'estate sta finendo anche sull'Alpe Montoia, sotto la cresta tra il Tamaro e il Gradiccioli, in Gambarogno, raggiungibile solo a piedi dal versante di Indemini. A 1630 metri d'altezza, tra giugno e settembre, Flavia Anastasia ha gestito quassù un gregge di 200 capre in compagnia di Marie, un'apprendista tedesca, mungendole ogni giorno e producendo premiate formagelle da stagionare. Ha deciso di sperimentare i nuovi collari su 70 animali, un terzo del gregge. Appassionata del proprio lavoro, Flavia racconta volentieri quali sono i problemi e quali le aspettative di chi lavora sulla montagna. Il lupo c'è e non è che con la bacchetta magica lo facciamo sparire. Per me la questione non è essere pro o contro il lupo, però dobbiamo essere soprattutto realisti. Si vive in un'ansia continua, non è forte ma è continua e questo veramente ci toglie molte energie che in un lavoro come quello che facciamo noi, dove ci alziamo alle 5:30 del mattino e finiamo alle 10:30 di sera, non le abbiamo queste energie. È chiaro che quest'anno a noi è cambiata molto la situazione. Già l'anno scorso avevamo messo in atto delle misure di protezione, il pastore e poi anche il recinto notturno per chiudere le capre in sicurezza durante la notte, perché nella zona dove pascoliamo in autunno c'era già stata una predazione durante l'estate. Poi è arrivata la predazione qui all'Alpe, che ci ha costretto anche qui a mettere in atto delle misure di protezione e anche qui l'unica misura che potevamo mettere veramente in atto era il recinto notturno. Hanno un nome? Chi le nostre capre hanno tutte un nome. Questa? Questa qua si chiama Aline, come la sua vecchia proprietaria. È chiaro che il cambiamento, volenti o nolenti, bisogna farlo, perché i lupi ci sono già e non se ne andranno di sicuro tanto facilmente. Abbiamo preso a nostro carico fino adesso sia il rischio di avere delle capre con dei collari che magari non funzionano e quindi abbiamo le predazioni ugualmente, e sia a nostro carico una spesa non indifferente. E io mi aspetto che nei prossimi anni il cantone si metta a disposizione per sperimentare questo sistema e, se funziona, che sia pagato. La maggior parte degli allevatori si dice convinta che si debbano trovare soluzioni alternative alle proposte tradizionali dei cani e dei recinti, spesso difficili su questo tipo di terreno, e che le istituzioni debbano fare la loro parte per offrire qualcosa di nuovo e di concreto. Per Flavia, l'incontro ravvicinato con il lupo è avvenuto ai primi di giugno, pochi giorni dopo essere salita all'alpeggio. E i nuovi collari, forse, sono stati messi subito alla prova. Il quarto giorno che eravamo qui, alla 1 di notte, ero qua da sola con la mia aiutante e ho sentito le capre che correvano avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e ho capito subito che c'era stato un attacco. Infatti sono uscita
e subito dopo ho puntato il faro verso le capre e ho visto che c'era il lupo proprio attaccato al gruppo di capre compatte. L'ho visto subito, l'ho riconosciuto subito che era un lupo dalla forma e la lunga coda. Era veramente un grande lupo. Di notte la prima cosa che si vede sono gli occhi. Poi ho puntato la pila un po' intorno al gregge per vedere un po' cosa succedeva. Il gregge era tutto compatto e sopra c'erano degli altri occhi, 5-6 occhi così. E allora ho pensato, cavolo, allora uno è sotto e gli altri sono sopra, sarà un branco che mi sta aggredendo tutte le capre. E invece poi ho capito che sopra c'erano i cavalli, gli asini e i muli che guardavano giù le capre che correvano avanti e indietro. Paura non ne ho avuta per me stessa, ne ho avuta per le capre ovviamente, anche perché essendo la prima volta che mi succedeva non sapevo come avrebbero reagito le capre. Appena il lupo mi ha vista, o sentita più che altro, è scappato, è andato via e da lì non l'abbiamo più visto. Ho messo le capre nel recinto e ho detto, ecco, cavolo, lo sapevo, questi collari non funzionano. E dopo invece ci ho pensato su un po' più a mente fredda. Beh, forse il lupo si è avvicinato, ha sentito l'odore, ha sentito la mia voce che ho gridato, ha visto la luce della pila, è scappato e probabilmente ha capito che qua è pericoloso arrivare. E infatti adesso siamo a fine stagione ed in tutta la stagione il lupo noi non l'abbiamo più visto, né di giorno né di notte. La Convenzione di Berna nel 1979 ha salvato il lupo dall'estinzione e se si vuole un ambiente naturale e sano, bisogna continuare a credere nella convivenza possibile con l'economia di montagna alpine. Secondo i dati federali, ci sono oggi in Svizzera oltre 200 lupi, una ventina dei quali più o meno stabili anche in Ticino. Quest'anno si sono contate meno predazioni di bestiame domestico durante la stagione dell'alpeggio e quindi meno spese per i risarcimenti, anche per le maggiori misure preventive messe in atto. Ma certamente si potrebbe fare molto di più da parte delle istituzioni per stemperare i conflitti con gli allevatori. Chiaramente per noi se non ci fosse il lupo sarebbe più facile, più semplice, probabilmente dormiremmo molto più tranquilli. Il lupo c'è, comunque una specie protetta, non c'è una soluzione, cioè sì, due soluzioni ci sono, o si eliminano i lupi o si elimina l'agricoltura, le soluzioni definitive. Ci sono tante misure che ci permettono magari di convivere in qualche modo col lupo, che passano dai feromoni ai recinti, cani di protezione, abbattimenti, controllare la popolazione dei lupi, magari qualche tiro di avvertimento, di impaurimento, non so come si chiamano esattamente. L'Ufficio federale dell'ambiente ha appena riconosciuto i collari antilupo come una misura di protezione adeguata delle greggi, un fatto che dovrebbe facilitare i risarcimenti agli allevatori. Ma intanto la ricerca continua. Con la scuola universitaria di Friburgo stiamo facendo delle analisi per migliorare il substrato dove inserire le molecole, in modo che dai 3 mesi attuali dovremmo riuscire a portarli a 6 mesi di effetto. E poi vorremmo anche testare la distanza dell'effetto di queste molecole, perché inizialmente anche qua ritenevamo che poteva essere tra i 150 e i 200 metri, però con l'esperienza di quest'estate ci siamo accorti che i lupi sentono quando sono a 10 metri l'effetto e quindi il nostro obiettivo sarebbe capire come possiamo ampliare il raggio di azione di queste molecole. I primi risultati sono incoraggianti, ma il test decisivo sull'efficacia dei collari antilupo è ormai affidato alla prossima estate. Una nuova tecnologia dunque che potrebbe facilitare la gestione del lupo. Buonasera e benvenuto a Tiziano Putelli. Buonasera. Che è capo dell'ufficio della caccia e della pesca del Canton Ticino. Allora, partiamo, c'è un'attualità forte a partire da domani, ma partiamo da quello che abbiamo visto nel filmato. Lei questa nuova possibile misura di protezione come la vede? Allora, dobbiamo partire dal presupposto che la gestione del lupo è comunque la gestione di una specie protetta e quindi per la convivenza tra l'interesse della presenza di una specie e dell'economia dell'agricoltura di montagna, le misure di protezione giocano tutto un ruolo fondamentale.
Sappiamo che in Ticino gli alpeggi hanno la loro particolarità e spesso non si possono attuare le misure riconosciute a livello federale, che sono le recinzioni elettrificate e i cani da protezione riconosciuti, e spesso abbiamo tante situazioni riconosciute come non proteggibili. E quindi è chiaro che nell'ottica del servizio, se ci sono o vengono sviluppati dei progetti per magari trovare delle soluzioni innovative per implementare quello che sono le misure di protezione, è tutto visto in modo positivo. Ecco, abbiamo sentito nel filmato una allevatrice dire se questo sistema desse dei risultati interessanti, ci auguriamo che il Cantone lo finanzi. Allora è chiaro, è un po' prematuro adesso parlare di finanziamento di questo progetto perché è partito quest'anno da un gruppo di privati. A livello cantonale si sta cercando di mettere a fuoco delle misure anche magari riconosciute solo a livello cantonale perché la Confederazione e la legge permette di far questo. Se poi in futuro questo progetto o altri dovessero risultare essere efficaci, chiaramente a livello cantonale se ne entrerà nel merito anche parlando di aiuti finanziari. Allora, l'abbiamo detto subito, l'attualità è forte perché proprio a partire da domani si entra in una nuova fase di gestione del lupo. Per la prima volta rispetto a questo animale così protetto sarà possibile la cosiddetta regolazione preventiva. Allora, prima di dire quello che farà il Canton Ticino, facciamo la fotografia della situazione. Quanti lupi ci sono oggi in Ticino e dove sono? Allora, è utile fare la radiografia anche perché poi è il quadro di partenza anche a livello federale delle decisioni che abbiamo ricevuto. Allora, in Canton Ticino attualmente abbiamo 3 branchi, abbiamo quello dell'Onsernone, che è quello riprodotto dal 2021, abbiamo quello della Valcolla e quello molto più recente del Carvina, che occupa un territorio che noi stimiamo tra la sponda destra del Vedeggio verso il Gambarogno e verso il Malcantone. Però, sotto il Monte Tamaro. Esatto, più o meno in quel comprensorio. Quindi sono 3 i branchi in questione. Quello più famoso, che era quello della Morobia, che poi era il primo che si era riprodotto in Ticino, la femmina è morta per cause naturali nel 2018, quindi quello non è più considerato un branco. Sul territorio cantonale abbiamo poi le coppie di lupi, ne abbiamo 1 o 2 presenti nel comprensorio oggi della Morobia e ne abbiamo 1 in media leventina nella zona della bandita federale del Campotencia. Branchi e coppie, diciamo, sono abbastanza stanziali e le ritroviamo con la genetica con una certa regolarità. Restano poi la categoria dei lupi in dispersione perché è una specie che si muove parecchio sul territorio. Nell'ultimo anno ne abbiamo identificati 15 con le prove del DNA. Di questi 15 però non sappiamo quanti sono presenti nel territorio, quanti sono andati perché talvolta arrivano, vengono visti 1 o 2 volte e poi vanno. Quindi su quelli c'è un punto di domanda. Però questo è il quadro di partenza in questo momento. E quelli stanziali quanti sono circa? Allora, il lupo del branco della Valcolla abbiamo 2 genitori, un piccolo dell'anno scorso e 5 di quest'anno, quindi sono 8. Onsernone 5, la coppia alfa, un giovane dell'anno scorso e 2 di quest'anno, e del Carvina, quella che dicevamo prima, più o meno si stimano 4 perché abbiamo solo fotografato 2 piccoli. Ecco, adesso scatta appunto a partire da domani questo piano di abbattimento di cui voi siete responsabili. Quanti lupi si pensa di abbattere? Allora, questo è il cambio un po' voluto a livello federale di spostare la possibilità di gestione della specie non solo in modo reattivo, quindi a fronte di danni, ma anche proattivo, quindi preventivo. Quello che il Canton Ticino ha chiesto, che ha ottenuto, è la regolazione di questi branchi, non l'eliminazione completa perché non c'erano le premesse a livello federale, non erano date, e di questa regolazione fa stato il numero dei piccoli dell'anno. In totale abbiamo 5 lupi che possono essere prelevati. Allora, sappiamo che quando si parla di lupo, di orso, di questi grandi predatori, insomma è un argomento che fa sempre discutere e il piano di Berna ha suscitato delle controversie. C'è chi ha sollevato un punto molto, come dire, tecnico, dicendo si vanno in Svizzera a eliminare, mi corregga se sbaglio, 12 branchi completamente, e questo significa togliere qualcosa di certo, perché il branco ha dei comportamenti conosciuti, lasciando libero il territorio ad una nuova colonizzazione, perché altri lupi potrebbero arrivare, in particolare dei maschi liberi, e quindi magari eliminare dei branchi non vuol dire migliorare la situazione, ma peggiorarla, perché ci saranno degli individui dai comportamenti meno prevedibili. Ecco, lei come risponde a questa osservazione? La riflessione è corretta
ed è in linea poi con la gestione che è stata definita a livello federale. È vero che un branco sappiamo che tiene occupato un comprensorio di circa 200 km quadrati, e anche il consigliere federale Rösti l'aveva sottolineato: si può eliminare dei branchi ma a determinate condizioni. Queste sono quando un branco è ritenuto problematico, quindi tutti i cantoni, anche l'Ufficio federale dell'ambiente lo ha ribadito, quando un branco è ritenuto timido non c'è un interesse a toglierlo, anche perché poi si lascerebbe una porzione di territorio libera per poi avere il rischio della ricolonizzazione da parte di altri lupi che magari non si conosce poi il comportamento e magari potrebbero essere più problematici. Quindi è per quello che al momento attuale l'eliminazione dei branchi può essere concessa laddove ci sono delle predazioni su degli animali protetti, altrimenti è concessa la regolazione per mantenere il numero degli effettivi ridotto, ma preservando laddove appunto non è necessario un intervento più incisivo per mantenere appunto una certa presenza discreta. Allora, una delle indicazioni che arrivano da Berna è quella di abbattere il lupo soltanto se si trova all'interno di un altro gruppo di lupi, soltanto se si trova in prossimità di bestiame o di abitazioni. Sono indicazioni che uno potrebbe dire, ma è strano pensare di sparare, no? Mentre c'è il branco degli altri vicino, mentre ci sono delle abitazioni con dei bovini, insomma. Ecco, ci può spiegare questo punto? Allora, questo è l'approccio dell'Ufficio federale dell'ambiente, quindi allora, quando si è in discussione di una rimozione di un branco non ci sono delle regole particolari ed è anche abbastanza comprensibile. Quando c'è regolazione è chiaro che i criteri di entrata in materia per un tiro sono un po' più selettivi, soprattutto si vuole mantenere il branco timido e rispettoso di situazioni che non va bene se si avvicinano, quindi è per quello che si domanda o è imposto di fare un tiro in un contesto di più lupi, perché il resto del branco deve apprendere che magari la vicinanza ad animali da reddito rispettivamente degli insediamenti è una situazione di pericolo. Quindi questa è la teoria imposta da Berna. Non sappiamo se in pratica sì. Il lupo associerà le due cose necessariamente o se agirà in base ad altri suoi meccanismi. A proposito degli abbattimenti, in Vallese c'è stata un po' di polemica perché a fronte di 34 lupi da abbattere si sono annunciati 800 cacciatori, quindi c'è una discreta quantità di cacciatori desiderosa di eliminare il lupo. Com'è la situazione in Ticino? Voi conterete sull'appoggio dei cacciatori oppure no? Allora, da quest'estate noi stiamo già discutendo con la Federazione Cacciatori Ticinesi, con i loro vertici, per una collaborazione degli ordini di abbattimento dei lupi nella misura in cui questi hanno un margine di errore molto basso e devono essere semplici. In queste occasioni si può collaborare benissimo con i cacciatori, ma in questo momento in Ticino gli ordini di regolazione, quindi il riuscire già a identificare il giovane dell'anno rispettivamente rispetto al branco, che di taglia non è che c'è una grossa differenza, e poi il poter sparare in determinate condizioni sono delle responsabilità troppo grandi che non possiamo demandare ai cacciatori, quindi è un compito che viene assunto dai guardiacaccia, e in futuro, qualora ci dovessero essere delle situazioni con dei criteri di esecuzione più semplici, sicuramente la collaborazione con i cacciatori, che è ottima, verrà valutata e sviluppata. Un ultimissimo punto, poi dobbiamo chiudere. Sappiamo statisticamente che le predazioni sono scese quest'anno. Qualcuno potrebbe dire, ma proprio nel momento in cui le misure di prevenzione funzionano, danno dei risultati, ci sono meno predazioni, si comincia a uccidere i lupi. Allora, il confronto tra un anno e l'altro è un po' pericoloso, bisogna aspettare un periodo un po' più lungo, però è evidente che in qualsiasi caso per trovare l'equilibrio tra i due interessi bisogna poter sì gestire la specie ed eseguire e mantenere quello che sono le misure di protezione e magari potenziarle. Certo. Quindi in qualsiasi caso maggior margine di manovra per i cantoni nella gestione della specie lupo e messa in esecuzione delle misure di protezione e laddove possibile implementazione è il giusto connubio per riuscire appunto a trovare un equilibrio per mantenere i due interessi che sono legittimi. Tiziano Putelli, io la ringrazio per essere intervenuto a Falò questa sera. Grazie a voi.